In diretta, ultimo confronto, uno degli ultimi confronti, sicuramente dei giovani sarà l'ultimo, tendenzialmente l'ultimo anche complessivamente 2025, a meno che non siano delle sorprese dell'ultimo minuto. Quest'oggi, 4 dicembre 2025, come sapete avevamo già iniziato dallo scorso weekend a trasmettere dal nostro palco sito accanto alla pista di pattinaggio in piazza Ponte Rosso, anche questo c'era la Mironda, per cui da mercoledì prossimo e per tutti i giorni, per tutto il periodo invernale e per tutto il periodo delle festività ci troverete là tutti i giorni dalle 15 in poi con tanti amici che ci verranno a trovare per fare anche un po' di animazione in piazza, perché le nostre trasmissioni verranno anche irradiate sulla pista di pattinaggio in tutta piazza Ponte Rosso, per cui se passate per di là ci sentirete a tutto volume, insomma è un sogno che si avvera per tutti i tristini. Benissimo. Diamo il benvenuto a una volta noto, già venuto, Matteo Ciuoffo dell'Idea Giuliana, e un volto nuovo invece per quel che riguarda il Movimento 5 Stelle, ovviamente sempre Trieste, Aldo Corvasce. Benvenuto Aldo. Buonasera. Peraltro tutti i volti giovanissimi come vedete, per cui ovviamente perfetti per giovani al voto. Partiamo subito, Matteo. Lo scorso venerdì ha inaugurato il Natale a Trieste, come ogni anno non sono mancate le polemiche, quest'anno ancora di più, per la spesa barra investimento, poi ci direte voi da quelle parti state, per la spesa, circa 1.300.000 euro per le luminarie natalizie. C'è chi dice che è una spesa inutile, che poteva essere destinata altrove, c'è invece chi dice che invece è un investimento, sia per quel che riguarda il turismo, sia per quel che riguarda di poter far passare un Natale felice e sereno ancora di più ai tristini che potranno essere così, passare le serate in mezzo a tantissime luci, tantissime carrozze e altri pupazzi. Come la vedi, Matteo? Beh, allora bisogna dire la verità che se ci si può lamentare di qualcosa lo si fa sempre. Io in realtà sono abbastanza a favore di questo tipo di illuminazione, di questa spesa, per due motivi fondamentali, uno sociale e l'altro turistico. Quello sociale vuole che intanto con l'innalzamento dei costi, dei servizi, sia luce che gas, un certo tipo di aumento economico di questo tipo di spese sia un po' anche aspettato, ma quello sociale io mi immagino in un periodo come questo dove viaggiare, fare una vacanza anche solo di una settimana, banalmente in questo periodo in montagna, costi, cifre veramente esorbitanti per una famiglia anche solo di 3 persone, beh, in un contesto economico come questo io trovo che dare la possibilità ai triestini di godersi il Natale e viverselo a pieno in città con una bellissima illuminazione che scaldi il cuore, anche perché comunque Trieste è una città di tradizione, sia un ottimo punto. E poi dal punto di vista turistico, beh, Trieste da questo punto sta cambiando forma, si sta mutando, sempre più città che accoglie turismo, e come città che accoglie turismo ci vuole anche, diciamo, un'illuminazione di gala, se così si può definire, che abbellisca la città. Le grandi città d'Europa come Vienna, Praga, ma la Danimarca, insomma tutte quante utilizzano questo tipo di illuminazione veramente molto vistosa e calorosa. Quindi io sono assolutamente a favore di questo tipo di progetto illuminotecnico. Aldo, prego. Allora, io concordo indubbiamente rispetto alla questione del motivo sociale. E una città come Trieste sicuramente merita delle luci belle e vistose. C'è però da dire che l'aumento dei costi rispetto al precedente anno è di circa 500.000 euro. Matteo, se posso chiamarti col nome, ha addotto una ragione che è corretta parzialmente, cioè che un aumento dei costi è in parte previsto, e questo è vero. Però bisogna considerare che a parità appunto di illuminazione, scusatemi, questo sarebbe vero nella considerazione di un'illuminazione pari. Rispetto ai precedenti anni le luci sono maggiori in numero. Io vorrei proporre l'esempio del 2022 in cui il costo appunto dell'illuminazione è stato pari a circa 800.000 euro in meno rispetto al bilancio di quest'anno, e nessuno ricorda il 2022 come un Natale, un periodo natalizio scarno, sprovvisto di appunto illuminazioni. E per quanto riguarda la questione turistica, io credo che sia sicuramente un aspetto economico della città che si stia sviluppando, ma questo spesso a danno di alcuni servizi. Io vorrei portare alla luce esempi come quello di alberi che vengono abbattuti e non vengono ripiantati,
parchi che non vengono praticamente considerati, l'asilo di Rogliano bloccato da anni. Queste sono problematiche che per i cittadini triestini sono significative. E in un momento sensibile come questo forse sarebbe stato opportuno ridurre un minimo le spese nell'ambito appunto dell'illuminazione ed investire invece in altro modo. Matteo, prego. Ma allora, io non mi trovo particolarmente d'accordo con Aldo perché, allora, sì, è vero, le spese aumentano, magari i triestini avrebbero piacere che l'amministrazione locale investisse in altro, però l'altro io lo vedo invece l'investimento, vedo grandi progetti, vedo grandi investimenti, grandi project financing che porta avanti la città. Ci sono dei rallentamenti dal punto di vista dell'asilo di Rogliano, questo bisogna ammetterlo, ci sono famiglie che aspettano che i loro figli possano essere messi all'asilo nido. Però è anche vero, come già ripetevo prima, che effettivamente in un periodo, secondo me, di difficoltà economica e sociale, dimostrare ai cittadini che comunque ci teniamo a loro, che insomma l'amministrazione ci tiene a loro e che vuole farli sentire come a casa con l'illuminazione, per me è abbastanza importante, ecco. Aldo. Allora, io apprezzo in maniera veramente genuina che, per esempio, l'argomentazione sull'asilo di Rogliano venga riconosciuta come significativa. Però devo ammettere, io non condivido l'aspetto della sensibilità da parte del comune, del consiglio comunale ai cittadini. Io credo che i cittadini preferirebbero di gran lunga un asilo funzionante rispetto a un'illuminazione così vistosa. Io credo che se anche le luci cittadine venissero ridotte del 30% e i fondi corrispondenti venissero indirizzati verso appunto opere più significative, la cittadinanza sicuramente ne gioverebbe. Perfetto, benissimo, passiamo al secondo tema. Volevi ancora replicare qualcosa, Matteo? Ma volevo solo dire che una cosa non preclude l'altra, ecco, non vedo perché si tolgano una parte per mettere dall'altra. È, diciamo, una questione di bilanciamento, secondo me, però mollo. Hai 5 secondi ancora, ma Aldo, vuoi replicare anche tu? Io credo che in un periodo in cui non vorrei introdurre un nuovo argomento, però per esempio il Consiglio deve anticipare 30 milioni per l'Eurovia, quindi i fondi sono manchevoli e quindi in realtà sono richiesti alcuni tagli. Perfetto, passiamo al secondo tema, Aldo. Ovviamente Natale vuol dire anche tanta gente in città per cercare i regali, la corsa ai regali, quindi vuol dire anche parcheggi. I parcheggi sappiamo che è un problema storico in città che si va ad amplificare evidentemente nel periodo natalizio. In questo caso la misura tampone decisa dall'amministrazione comunale con Camera di Commercio e altre istituzioni e sono stati i famosi 400 parcheggi nell'area dietro il Silos dove c'è il Cirque du Soleil. Secondo voi questo parcheggio dovrebbe diventare definitivo, può essere una soluzione definitiva per una parcheggio o ha fatto un lavoro diciamo molto più ad ampio raggio e questo soltanto può essere una soluzione tampone? Aldo. Allora, io credo che una soluzione di questo genere sia efficace per il breve termine, però in generale si dovrebbe procedere forse in un altro modo. Allora, bisogna considerare innanzitutto che durante il periodo in cui Trieste ospita le navi da crociera, allora i parcheggi corrispondenti a quelle zone non sono disponibili e questo è un problema significativo, si parla di un ampio numero e secondo me questo sarebbe già una prima direzione verso cui il Consiglio dovrebbe provvedere. In secondo luogo, io credo che la zona citata in precedenza non permetta un collegamento rispetto al centro forse adeguato, cioè forse sarebbe preferibile una zona più vasta, magari anche in un ambito leggermente periferico, che però collegata rispetto al centro tramite un servizio di trasporto pubblico che a Trieste è ottimo, possiamo vantarne come uno dei migliori tra le città italiane. Allora un provvedimento di questo genere forse, sebbene chiaramente richieda un'organizzazione più strutturata, più precisa, però a lungo termine forse potrebbe risultare più efficace. Matteo.
Allora, bisogna dire la verità, è un parcheggio che per il periodo in cui è stato, diciamo, messo in essere ha una funzionalità. Nel lungo periodo, beh, bisogna fare una serie di valutazioni. Civica Idea Giuliana è una civica che promuove molti parcheggi di prossimità e tende a, diciamo, eliminare i parcheggi dal centro. Quindi un hub, chiamiamolo così, parking fuori dal centro, ma ben localizzabile e soprattutto ben identificabile sulle mappe, avrebbe sicuramente un valore aggiunto alla città. Faccio un esempio. Lo studio di grafici di Triestina era pubblicato una locandina dove sono illustrati i civici musei triestini. Beh, sarebbe bello che venisse realizzata una cosa di questo genere dove sono invece collocati i punti di parcheggio fondamentali, i centri, dove chi arriva da fuori può parcheggiare. Se quindi la immaginiamo in quest'ottica dove il Silos diventa un nuovo grande hub di parcheggi, dove abbiamo una comunicazione efficace, dove abbiamo un depotenziamento dei parcheggi, diciamo così, liberi in centro, in favore invece di un parcheggio di prossimità nei quartieri, quindi più una mobilità lenta, allora sì, diciamo che in un lungo periodo lo vedo come un progetto efficace. Aldo, Sì, allora aggiungo anche un'altra domanda alla tua risposta. Il problema parcheggi è un problema sentito dai giovani oppure non è tale priorità? io credo che i giovani, io ho 19 anni, quindi io così come i miei amici iniziamo un po' a guidare in maniera autonoma. Io credo che questo problema sia sentito. Eh, in- io ribadirei quello che ho detto in precedenza, cioè la zona del silos individuata ora ha una validità esclusivamente temporanea. Inoltre ribadirei che, scusatemi se ripropongo sempre il tema precedente che ora in parte esula, però i fondi che il Comune sta tagliando, per esempio per l'Ovovia, vanno necessariamente a precludere in parte progetti di potenziamento di trasporto pubblico che una zona di parcheggio extraurbana invece richiederebbe. Matteo? Allora, diciamo che i giovani, io sono un pochino più vecchio di Aldo, in realtà un po' tanto perché io ho 28 anni, ma sentono il tema dei parcheggi, però sentono anche il tema di una città più con mobilità lenta, più ecosostenibile. Infatti, Idea Giuliana in questo senso si era già mossa la scorsa primavera per promuovere un evento in favore dell'uso della bicicletta in città. Molti giovani vorrebbero utilizzare molto di più la bicicletta, ma per una serie di motivi legati al traffico e alla progettualità urbana della città, diciamo, ci sono delle limitazioni. L'amministrazione in questo senso si sta muovendo, però ecco, ci sono dei passi ancora successivi da fare per arrivare, diciamo, a un altro tipo di urbanistica che vorrebbe almeno la civica. Perfetto, passiamo ancora a un tema, visto che abbiamo ancora un po' di tempo, quindi ripartiamo con Matteo. Matteo, il prossimo elezioni amministrative si voteranno orientativamente a maggio 2027, saranno contraddistinte dal nuovo sistema elettorale che de fatto prevede l'eliminazione del ballottaggio, perché effettivamente è difficile pensare che almeno una delle due coalizioni non superi il 40% più uno. In questo, secondo voi, questa nuova legge elettorale avvantaggia qualcuno in particolare dal centro-destra e centro-sinistra e le strategie politiche come cambieranno e anche la campagna elettorale, come cambierà questa modifica alla legge elettorale? Allora, partendo dalle strategie politiche, abbiamo già visto come per esempio nell'ultima elezione amministrativa del Comune di Trieste il centrodestra sia arrivato compatto, mentre il centro-sinistra si sia compattato solamente in fase successiva, nella seconda fase delle elezioni. Beh, diciamo che con questa nuova legge, diciamo, costringe un po', come è già successo, ho visto l'altro giorno, il centro-sinistra a uniformarsi, ma a compattarsi, ma diciamo che in realtà non è questo che fa effettivamente la differenza in un'amministrazione comunale, è più in realtà il problema, come abbiamo già visto, dell'assenteismo alle urne degli elettori. Quindi in realtà andrebbe più lavorato, andrebbe fatto un progetto politico democratico sulle circoscrizioni, che è quello che invece sta facendo Civica Idea Giuliana, cioè legarsi costantemente con i cittadini, interpretare le esigenze e le necessità e trasportarle poi in campagna elettorale per far riavvicinare i cittadini alle elezioni. Quindi personalmente non trovo che l'abbassamento al 40% possa effettivamente inficiare in maniera positiva, anzi al contrario. Aldo, Sì, io concordo rispetto a quest'ultima affermazione
in particolare perché la diminuzione del quorum al 40% non può che diminuire la rappresentanza che le varie liste possono offrire. Infatti costringere queste ultime a coalizzarsi verso una corsa appunto per questa soglia significativamente ridotta del 40%, non può che eventualmente danneggiare i programmi e spesso a optare per delle coalizioni di mera convenienza. Adesso fortunatamente il Movimento 5 Stelle è entrato praticamente in una coalizione con PD, adesso Trieste e Punto Franco, in seguito ad un percorso nel Consiglio Comunale di sinergie e di costruzione. Quindi non è un problema che riguardi in particolare la nostra coalizione. Però se dobbiamo analizzare la cosa in astratto, allora la questione della rappresentanza è fortemente inficiata e questo va effettivamente poi a ripercuotersi anche sul problema dell'assenteismo, come ha denotato Matteo. Beh, più o meno le posizioni sono abbastanza similari su questo, quindi possiamo passare alla parte finale. Abbiamo finito il confronto, per cui passiamo ovviamente al borsellino aggiornato del candidato sindaco, vediamo un po' come procederanno le cose. Quindi la domanda che faccio è sempre, facciamo anche a voi, quindi vediamo un po' se è cambiata la risposta di Matteo rispetto all'altra volta, e per Aldo sarà effettivamente la prima volta. Quindi a oggi, 4 dicembre 2025, secondo voi chi è il candidato sindaco favorito per l'altra coalizione? Aldo? Prima Aldo. Per la coalizione Sì, per il Altrui? centrodestra, esatto. Io credo, non so se nel caso si intenda candidare Federica, allora sicuramente si avrebbe un ottimo candidato con una buona potenzialità. Non so se sia questa l'intenzione, però. Matteo, per centro-sinistra? Direi che a fronte delle novità e della nuova coalizione cambia questa volta, e io invece sono più per Riccardo La Terza di Adesso Trieste. Quindi la sfida che Aldo e Matteo si immagina una sfida Federica contro la terza, per cui effettivamente andremo un attimo poi a vedere come sarà. Come vediamo, dice Matteo, anche noi la facciamo la stessa domanda ogni volta, perché così come Matteo anche altri esponenti stanno cambiando progressivamente la risposta, perché man mano poi che il tempo passa ci sono sempre novità politiche tali che ci possono essere degli scossoni politici. Benissimo, ringraziamo per essere stati con noi gli esponenti di Civica Idea Giuliana, Matteo Ciuoffo, del Movimento 5 Stelle Aldo Corvascia, e con i confronti di Giovani al Voto torniamo nel 2026, per questo è l'ultimo del 2025. Grazie Aldo, grazie Matteo, un saluto a tutti e arrivederci. Grazie a voi. Buona serata. Grazie.